Il progetto Bilinguismo Cresced si propone di diffondere una corretta informazione sul bilinguismo e si basa sull'iniziativa scozzese di Bilingualism Matters, che è basata sulla ricerca linguistica e cognitiva sul bilinguismo. La ricerca ha dimostrato che il bilinguismo dà ai bambini molti vantaggi che vanno al di là della conoscenza linguistica. Per esempio, i bambini bilingui sono più abili nell'imparare altre lingue, capiscono meglio come funziona la struttura del linguaggio, capiscono meglio che altre persone possono avere un altro punto di vista e hanno anche una maggiore flessibilità mentale nell'esecuzione dei compiti, quindi prestano attenzione selettiva, si lasciano distrarre meno facilmente da informazioni poco rilevanti. Il buono conferenza è stasero, la stata a narrare la professoressa Antonella Soracce. Quindi noi cerchiamo anche di parlare ai ragazzi della vostra età, perché voi lo parlate in sardo? Sì, ecco, perché siete fortunati, e siete fortunati, questo che dovete capire. Molta più esposizione semplicemente per il fatto che c'ha più anni di fronte a sé, in confronto da bisogno o l'esclusivo nostro, però essere importante, prendere importante a mano delle società, essere un'occasione, un'azienda a mano, un patrimonio, e non sono possibilità di imparare a scrivere il nostro, una lingua ancora, gratis. Pensare che posso imparare su inglese, questa occasione della vita è fatta a norma, e ti ho visto. Io penso che non siamo spago, siamo in meda, IVA, che stiamo combattendo, stiamo una battaglia che stiamo facendo, questa è una cosa fatta, noi anni, 70 anni, 70, ancora in Sardegna vedremo usare tutto, si vede in domo. Allora, fare un corso, si istruire in disco su usare, questa è una lingua di allegata a un millennio, nuragico, allegata a usare, è un'isola. Bravo. Due voli in un montone di esorici. Un sacco di topi. Bravo. Hai capito, Lana? A un gatto, una volta un gatto sentì che in una casetta distrutta, c'erano un sacco di topi. Tanto, issu, o riabili diretto, ci vuole vero o ci vuole faula? Che cos'è faula? E tu le navi faula. Bugia, così. E allora tu le navi, o riabili, ci vuole vero o ci vuole faula? Che voleva vedere se era vero oppure no. Bravo. Ma tu fai avanti questo, se vuoi usare tu fai avanti. Perché in mano è come a gente va a fare. E pappan, è paura. Però Sabini si dà carta di una cosa. Che il suo cammino non ti accorgiamo nulla, manco un conetto. E io sono tentato a lavorare ad un solo. E noi scelta cosa come te vai a lavorare ad un solo. E tanto volete disperare su. Frangendo che scelta cosa come te vai a lavorare la vita. Però proprio in questo momento ci volete frangendo, passa da un massao. Che cosa è questo massao? Un mangiare. Un mangiare. Un mangiare. Un Mangiare. massao, un sacco, o massaggio, due nari, un portavino. Sapore. Ma mica se sei scema, vedo sul giro quest'altra.
passano a Ricciardis, cosa vuol dire? Passano a Ricciardis. No? Ah, che passano molti giorni. Bravo, passano molti giorni e dei topi manco sombra. Brava. Tanto su atto, pensala di agattare una rampa per sconvincere di non essere incluso un pericolo. E che va? Che devono essere in pericolo. Quasi. Che deve convincerli con un qualcosa perché loro non sono in pericolo. Bravo. La no. Dai, In questa diese stiamo ponendo in conto la congruità del suo progetto bilinguismo un modello culturale, un stile di vita. Questo progetto, come si scrive, è entrato dentro di un progetto per un anno che è bilinguismo crescere, manizzato da regione Sardegna e che si è a sugale saccanza da questo fatto dell'Istituto Beglieni che è stato sparginato fatto in 42 comuni della provincia di Tattari e della provincia di Soggiastra. Deite si tratta è stato un modo per fare partecipare sa famiglia, sa scuola e fino alle amministrazioni a suo progetto di sensibilizzazione sul vantaggio, sul profitto che su bilinguismo ha pro sospizzino nostro. Ma vorrei dirvi, voi che parlate e capite il sardo, che siete fortunati perché essere cresciuti con due lingue cambia il cervello in un modo abbastanza significativo, come vedremo. Quindi investire nel bilinguismo, e investire in qualsiasi tipo di bilinguismo, anche sardo-italiano, è un ottimo investimento sia per gli individui singoli che per le società nel loro complesso, che per l'economia di un paese. E quindi il bilinguismo nelle lingue minoritarie, che normalmente viene sottovalutato, come faceva mia madre, che non pensava che farmi crescere bilingue col sardo e l'italiano fosse importante, invece bisogna capire che qui in Sardegna avete un privilegio, avete una ricchezza, avete una risorsa, perché avete la possibilità di crescere con più di una lingua. Tutto questo progetto è questo di cominciare a entrare a dei nuovi intro questa conca del suo coro del suo spizzinnoso e fino del suo mamma e del suo babboso. Per questo motivo abbiamo pensato di portare in sardo un conto su i due che hanno questa verità. Abbiamo separato barba papà che abbiamo portato in barba babbo pensando che poteva essere una maniera curiosa de gravo può entrare in suo coro del suo spizzinnoso. Il libretto sicuramente non era semplice, io avevo Barbalalla, Mastra degli Uttos, però ci siamo divertiti a costruire una chitarra, cioè per capire questo libro l'abbiamo usato, a capire cos'erano questi suoni della natura. Infatti io su senso profondo di questo progetto è questo che chiede ponere in evidenza che proporre imparare e proprio fare in maniera che la lingua sarda diventi sempre di più la lingua della vita di ogni giorno è preciso fino a comprendere quali sono le ragioni non solo culturali o politiche ma fino a scientifiche del suo vantaggio del suo bilinguismo. Cerchiamo di sfatare i molti pregiudizi nei confronti del bilinguismo perché ancora purtroppo si crede che il bilinguismo sia dannoso per i bambini piccoli, che provochi confusione, che rallenti il rendimento nella lingua di maggioranza, mentre invece la ricerca dimostra esattamente il contrario. Allora, se siete bilingui, tutti i bilingui hanno due sistemi nel cervello, due lingue, no? Quindi due sistemi linguistici nel cervello. E questo vuol dire che i bambini bilingui capiscono meglio come funziona il linguaggio in generale, perché avendo due sistemi nel cervello,
implicitamente, quindi spontaneamente, li confrontano uno con l'altro, senza sapere le regole, nel senso che noi pensiamo sapere le regole o saper recitare le regole della grammatica. Non è questo di cui sto parlando di una conoscenza naturale del linguaggio. E quindi avere questo tipo di conoscenza vuol dire che i bambini bilingui imparano altre lingue più facilmente. Quindi imparare una terza lingua, imparare una quarta lingua è più facile se se ne hanno già due. Sa cosa in buono, sa cosa più importante che ha dato a più di tutte le cose tecniche che voglio narrare hanno dato la possibilità di tornare la risposta a chi non narraia, non preguntaiava. Ma bruitte li devo insegnare su sardo a figlio mio? Sì, non l'avevano preguntato il suo due amici e te che tutto abbiamo devuto un vago meledare a maturare una risposta che qualcuno non ha pro identità, che questa è la lingua mia, che non gli fa che il male, che qualcuno forse un vago ha visto più adesso tanto non gli fa che il male. Da quando è vestito a campo, sa soraccia che non va a dinare la paga, la procura non sa nato in italiano, ma lo potremmo portare fino a in sardo, per lo sviluppo cognitivo del bambino. Ma li scrivete che le narrare? È una rivoluzione culturale manna, supportata, poderata da esistenza. Sì, figlio mio è il malaido, come teniamo in vita arromadiato, in altra vita resfriato, e te fatto, leo è luguro, gli do una pastiglia, gli do una medicina, se non cherzo gli dare la medicina, gli do il principio naturale che è su mele, gli do circo un medico per lo sanare. O se cherzo che il figlio mio sia da forte fisicamente, gli scrivo in una vicina, gli fatto fare sport, capisco che su sport gli fa che bene, però lo fa che più sa visto. Bisogna di imparare un'altra lingua. Sente che in Sardegna abbiamo la lingua nostra, tanto annato, il bilinguismo fa crescere e a co' spiegato, ha chiarito sul senso del suo progetto. Su sardu una lingua normale. A mostraballao de cannoso, prova che era maniera che su sardu si è presente in tuttube, in scuole, sa pubblica amministrazione, in internet, l'abbiamo impreato pro campagna di utilità sociale, che hanno spiegato a pensare a su sardu come a una domo, che abbiamo cominciato a una domo che senza iannas, che senza ventanas, che senza solettas, che senza coperturas. A mostraballao pro invece sproliponere una dia una ianna, una dia una ventana, una dia abbiamo fatto una soletta. E questo proite che in questo anno abbiamo scherfiu va che scomprendere che se non lo va a vedere su spizzinno, su sardu è destinato a si che morrere, che quando si catamore questa generazione che va a vedere su sardu, su spizzinno e tanto fa, che retando bilinguismo crescet, che retessere un progetto fatto eia pro su spizzinno, che questo va chimus, ma mescamente pro sorbabboso e pro sarmamas, che devono comprendere, che devono imparare su sardu a sorfizzos, che su spizzinno bilingue sono pro sabbistoso, che li danno una maniera per andare cara su venditore più preparato, per essere cittadino del suo mondo. E dunque su sardu può servire a questo spizzino, finché per il traballo che questo abbiamo fatto noi, abbiamo traballato qui su sardu, pro su sardu in sardu, per essere noi spuru parte del suo venditore della lingua nostra, della nazione nostra, che su sardu è la lingua della Sardegna e dunque cada dia passo a pusti spasso a scherfiu vravicare un'anda la nova finché per questo spizzino che deve essere cussenza che deve va a vedere su sardu. Allora, noi siamo leggi di storia figlio mio, del marito mio, un pare, hanno visto comunque di differenza dai che vediamo a su che comunque si è scritto, diciamo pure che invece una lingua comune quindi c'è la regola di ripetere la scrittura. Però questo non impediti di leggere su saldo o di imparare, brucca, quindi su pizzino so, i cuscende che sa lingua sarda imparano a si abituare a intendere varie limbazos e limbasa che non sono solo su sardo, ma su inglese, su tedesco, su francese, tanta limbasa e tanto su origine, esattamente este più s'abbescia a prendere questa differenza da questa limbasa, ma stessi che si custano e che si possono custare. Provate, andate in rete, in linea, motore di ricerca Google e ponete lingua sarda
essini una cartina con tutte le zone colorate diversamente. De guardata se questa cartina si entra in Nicola, che su vicino si fa un'idea, che sono state tutto disaudito, che sono tutti che attribù, no? Sul Cudoreso, sempre che esiste, sul Cittano, Baroniese, che noi abbiamo mostrato, che saldo bindato con tutta la varietà che tiene che si sia limba. In l'Uras si fa da sull'Urisinco, che è una varietà di saldo che però è stata non condizionata, è una roba, arricchita. E si fa da sua, dai su Cadureso, che è tutto in Terranoa, tutto come teologio, e che è tutto il Tattareso, cioè dobbiamo utilizzare questa che si chiama migrazione interna della lingua. Che si baglio di un anno che fa che sono amico del Meridione, e sa narrare che in Sardegna bada due limbas, e dunque deve essere due frommas, Campitaneso e Locudoreso. Prima di tutto devono impiegare un montone di cose, tipo calesse sul Locudoreso, in cui cominciano, in cui fini, calesse sul Campitaneso, che sul processo di unificazione che sono fatti in dissoso, e su questo processo che noi stiamo facendo prodotto sulla Sardegna, sono apparinenti le diversità. Inoltre ci sono molti pregiudizi nei confronti del bilinguismo col sardo, con altre lingue di minoranza, perché molta gente pensa che il sardo non serva e quindi non sia importante trasmetterlo ai propri figli. Noi invece vogliamo dimostrare che il bilinguismo in qualsiasi lingua è un vantaggio per i bambini e quindi il bilinguismo in lingue minoritarie è un privilegio, è una risorsa, è un'opportunità da non sprecare.